L'Agenda 2030 è un documento che è una strategia, una risposta a una situazione mondiale che è un tema di cui dobbiamo assolutamente preoccuparci. Il 10% della popolazione mondiale vive usufruendo dell'80% delle risorse che abbiamo sulla nostra terra. Dobbiamo trovare e innescare delle nuove modalità di funzionamento delle nostre società, del pianeta in sé. Il nostro modello consumistico deve cambiare perché le risorse si esauriranno. Qui in Friuli abbiamo la fortuna di avere il centro servizi volontariato che ha creato un sistema informativo integrato nel quale le varie associazioni si sono registrate. Questo costituisce un bacino d'utenza che non sa di avere tantissime risorse. Ci piacerebbe trovare il modo di rendere consapevoli tutte queste persone che sono già in rete del fatto che potrebbero scambiarsi servizi, consulenze, formazione. Una nuova modalità, un nuovo modus operandi di una condivisione di tutti i beni che abbiamo, le competenze, le capacità che ci sono e che vanno messe in condivisione. Le Nazioni Unite con l'Agenda 2030 rispondono esattamente a questa difficoltà. La prima cosa da fare è diffondere la consapevolezza nelle associazioni, nei cittadini attivi, del fatto che hanno qualcosa da offrire e non solo qualcosa da chiedere. Queste possibilità spaziano da riuscire a scambiare attrezzature, al prestarsi stanze, ma anche vanno in un ambito più legato a quello che le persone sanno fare. Quindi vorremmo riuscire a trovare un modo per far diventare questa rete virtuale in due sensi una piattaforma collaborativa. Il CSV del Friuli Venezia Giulia è tra i pochi in Italia che offre una vasta gamma di servizi online. Si parla di quasi 5.000 persone fisiche registrate e oltre 3.000 enti di terzo settore. Per diffondere queste consapevolezze ci piacerebbe riuscire a organizzare degli eventi in regione nei quali cerchiamo di raccontare il nostro progetto di una piattaforma condivisa e di portare degli esempi di come altre comunità stanno condividendo di nuovo risorse, logistica, formazione, per vedere un po' chi nel territorio reagisce in modo positivo e decide di imbarcarsi in questa impresa insieme a noi. E questi eventi che vorremmo organizzare li abbiamo chiamati campo base perché sono il punto di partenza per riuscire poi a progettare insieme a queste persone attive, che ci piace chiamare esploratori, una vera piattaforma di condivisione. La piattaforma collaborativa è un'idea che in questo momento vogliamo far crescere, ma per realizzarla abbiamo bisogno degli esploratori o delle esploratrici. Abbiamo bisogno di persone come te che ci diano una mano per poter veramente insieme creare qualcosa di nuovo e in controtendenza.